compari e comare. Oggi in Sicilia, antipaste siciliane, cuscacci e formaggi. Vinni la primavera e i miei nole Buongiorno, sono Lutri, il titolare dell'agriturismo qui presente nelle baronie. Vi invito ad assaggiare la mia cucina. Facendo scorsette a quanto cose belle che mi fanno sonnare. Se marita o rosa sarebbe pippinetta e io che sogno bella mi voglio marita. Si da notturna portano dallo quartiere mio, mi cresce l'oresio, non mi faccio dormire. Allieggio rapo, la porta vani dozza, viro che son de tozza e resto a lacrima. Se marita o rosa sarebbe pippinetta e io che sogno bella mi voglio marita. Eri quanto belle giovane che passano resta strada, n'odore nataliata, digna la casa mia. E io fra peni e lacrime distruggo la mia vita, mi voglio fare. Buongiorno, oggi mangiamo focaccia, salumi, frittate e formaggi più o meno della zona. Le focacce sono fatte con un impasto di grano duro, sono ripiene di cipolla e pomodorino lavorato e fatta al forno. La frittatina è una semplice frittatina fatta con delle zucchinette che si sposa molto bene il gusto. Come formaggi abbiamo 4 tipi: il caciocavallo ragusano semistagionato, molto gustoso, del caciocavallo sempre ragusano lavorato e un molle fresco con del peperoncino, il classico provo del ragusano e del pecorino sempre molle che è lavorato. E poi abbiamo dei salumi, una soffizzata modigana, e dei salumi fatti qua da noi, sono tagliati tutti a pezzettoni e lavorati con gli ingredienti pepe nero, pepe piccante, questa qui, e anche un po' di vino. Questa qui invece è una specie di capocollo che facciamo così per l'occasione. E ave le spalle come una cascia, una più chiauda e una più bascia. L'aria è più l'aria e non ce n'è. E ave lo pietto scendegato, San Giuseppe ci ha travagliato. L'aria è più l'aria e non ce n'è. E ave la panza come una botte quando cammina fa ridere a tutti. L'aria è più l'aria e non ce n'è. E ave lo culo come una palla quando cammina tutto ci abballa. Il procedimento che abbiamo fatto per fare questa focaccia: abbiamo fatto un impasto di grano duro, poi l'abbiamo condito all'interno con della cipolla e del pomodorino lavorato, prima soffritto leggermente, e poi è stata tutta arrotolata, diciamo così, un paio di volte su se stessa, condito sempre con dell'olio di oliva, che è determinante, e infornata per all'incirca 20 minuti a 140 gradi. Questa focaccia in siciliano comunemente chiamata scaccia, perché sostanzialmente è una scacciata preparata in questa maniera, come abbiamo detto, a volte girata con la frittatina, come abbiamo detto poc'anzi, è ottenuta da uova e con un soffritto di zucchinetta. Questa qui la tagliamo a pezzettini, la soffriggiamo e poi la condiamo all'interno, avvolgiamo e viene un gusto molto gradevole e simpatico, per sposa i due gusti dell'uovo e della dolcezza della zucchina. Allora, questo è il ciliegino.
un frutto molto coltivato qua nella zona, che ha trovato, diciamo, proprio il suo habitat, chiamiamolo così. In azienda io ne coltivo abbastanza, un paio d'ettari, che molto viene indirizzato ai mercati del nord. È un frutto molto squisito che noi usiamo per condire molti dei nostri preparati, tipo le focacce sono state fatte con questo pomodorino, delle bruschette stupende, anche i sughi e le salse le facciamo con questo pomodoro lavorato. Bene, il piatto è pronto, buon appetito. Compare e comare, ora che mi mangiate e mi bevuto, prima di rivinne ricordatevi un proverbio antico. Un munno è amico, ricusa per buffaneare.